Scatman's World. Veneziano, siamo su Pro Evolution Soccer 2013, ragazzi. Purtroppo brutte notizie, 2 settimane di stop, però siamo a 11 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, veramente un cammino stratosferico, come anche il Siviglia, d'altronde sta andando molto bene. E niente, adesso però sono rientrato, vediamo classifica gol, siamo ancora primi fortunatamente, e in Champions League siamo passati teoricamente, sì, siamo già matematicamente agli ottavi. Buono, adesso speriamo bene. Siamo in panchina, speriamo di entrare al secondo tempo. APS, chiaramente l'infortunio l'ho fatto nell'amichevole dell'Italia contro Panama, vinta 1-0 con partita schifosa. Secondo tempo, ragazzi, è tornato il Comendone 1-1 purtroppo, gol del Real, poi pareggio all'ultimo secondo del primo tempo dell'Osasuna. Finora percorso netto, 11 partite, 11 vittorie in campionato, dominio cumendiano. Vai Fioi, il Comendone che si è saltato 2-3 partite, è ancora premio che sia l'Apo Cannonieri. Alvaro, Quercia, passa, bravo, il Comendone prova il lancio, ma Ruben c'è, rimesso laterale per il Madrid. Dai ragazzi, che le voglio vincere tutte, voglio fare il record, le voglio vincere tutte e 38. Comendone di testa, incornata poderosa, 2-1. Quando il Comenda gioca, segna, gioca, segna, gioca, segna. Mamma mia che forte, mamma. Guarda qua, un cross perfetto e il Comendone la insacca in maniera meravigliosa. Ho 92 ormai di skills, ragazzi. Il Comendone vola. È entrato il Comenda e subito gol e si gode la grandissima, la principessa Sissi anche qua, ragazzi. Quercia, Albero, Alberone per Beik, Albero. Però ti immagini Quercia e Ramos, Fioi, cioè Sergio Ramos e Quercia, io me li godo insieme. Manca solo Abete al posto di Abate, siamo a posto, abbiamo veramente la foresta. Ragazzi, scusate, il Comenda è un po' stanco, questo periodo veramente sto facendo le ore piccine per cercare di fare tutto, sto dormendo proprio poco, tra allenamenti, roba, alle dura. Grande Comendone, questo è un passaggio strepitoso, vai che andiamo di secondo, vai doppiettona, no, peccato del Comenda per poco era il gollazzo. Entra la Olo, esce Timor. Dai ragazzi, che roba nostra, possiamo vincere tranquillamente anche questa partita. E che la Liga, sì, onestamente avete ragione, non è un gran campionato. Va proprio cagare. Lo sapevo, però volevo fare almeno un anno anche in Liga, cercare di vincerla per avere più trofei possibili. Sono ingordo di trofei il Comendone. Vai Modric. Niente da fare, 60esimo. Bravo Kume. Perfetto, mettimela in mezzo. Che azioni però, che Madrid ragazzi. È vero che gli avversari sono tutti una merda, a parte il Barcellona e il Siviglia che sta facendo un cazzo. In realtà il Barcellona quest'anno sta andando veramente di merda qua sul gioco. Bello, madonna, per poco le facevano il cappellone comendiano. Alvaro, Alvarone, Alvarone. Vai il Comendone tenta il passaggio in profondità, ma ancora Ruben sta giocando una buona partita. Lo è per Lolo, Lolletto Fioi, Lolletto, LOL, Mister LOL Fioi, Mister LOL per la principessa Sissi. Male, Oyer recupera per Alvaro. Alberos. Ma porca puttana Alvaro. Dai che roba nostra, non è fallo mai, vai Comendone. Il Comendone prova un passaggio ma ancora sbagliato, il Comendone è un po' impreciso in fase di passaggi. Lo è. Alvaro.
Quercione, Fioi. Quercione, solo Ramos. Ramos, solo Ramos lo può fermare, ragazzi. Ramos che ferma Quercia, raga. Bellissimo il Comendone, veramente un attaccante puro, ragazzi. È il puro Comendone. Tira e c'è il gol. 3-1. Il grandissimo assist veneziano. Ma invece è fuori gioco. Affanculo, no. Fuori gioco. Fuori gioco, veramente. Non ho sentito il fischio, cazzo. È uscito Quercia comunque, ragazzi. Sono un po' in depressione. Lolo. Fallo del Comendone, ammonito. Ma vaffanculo, collina di colore. Alvarone. Buttala via, bravo portiere. Manca un quarto d'ora e possiamo vincere anche questo, ragazzi. Voglio la fuga comendiana. Buono, ancora Osil, Mesut. Lolo. Alvaro. Comunque l'Arsenal ha speso 50 milioni per Osil. Ma sinceramente non capisco questa mossa dell'Arsenal. Silva mi sembra un po' troppo onestamente per Osil. Come un'esagerazione i 92 milioni per Bale, sinceramente. Cioè... Attenzione, no, tira, prova il tiro e c'è la paratissima del portiere, la salva. Chi è Casillas? Che guarda. Icherone, grande Icherone. Quanto me lo godo Icherotto. Modric. Vai, Comendone, bravissimo, Comendone, bravissimo, Comendone. Prova a metterla in mezzo per qualcuno. Bello sto passaggio, passaggio emozionante. Cagarva. Poi Comendone dopo l'infortunio, subito gol. È stata dopo una sfiga, ragazzi, contro il Panama, ma partita orribile, pacco infortunio. Giallo, però alla fine mi ha lasciato fuori dai campi per 2 settimane. Anche perché Ancelotti mi vuole schierare solo se sono al meglio. Mi deve preservare, ragazzi. Grande veneziano, questo numero 23. Madonna, però il veneziano sta giocando un calcio spettacolare. Corner. Dai Comendone, dai lo stacco imperioso. Ma attenzione, mamma mia, stava entrando da una posizione incredibile, mamma mia. Vai come bravissimo, no. Attenzione, no adesso, occhio la principessa Sissi. Finita, buon 2-1, il Comendone è sempre decisivo, ragazzi. Sarà la campionato di merda, la Liga, però Fioi, il Comendone è sempre decisivo. Vediamo le classifiche, insomma che ormai il Siviglia ha perso punti. No, Siviglia ha vinto, siamo solo a 6 punti, abbiamo vinto tutte le partite. Ragazzi, ancora tribuna, anche col Celta Vigo, prima con l'Almeria, adesso col Celta Vigo, 2 tribune. Cioè, adesso veramente mi girano i coglioni. Io sono stato buono, non ho commentato, ho messo commento, basta Ancelotti, Dio Cristo. Ho capito che mi sono infortunato, ma sono il migliore della squadra. Ragazzi, partiamo dalla panchina col Tottenham. La fortuna abbiamo vinto contro l'Almeria e il Celta Vigo. Siamo primi in strafuga adesso. Finalmente la freccetta è rossa. Speriamo di non fare la stagione col Monaco perché mi girerei i coglioni, sinceramente. Visto che sto andando alla grande. Beh, ragazzi, finalmente sono entrato. Adesso dobbiamo giocare con più regolarità perché adesso capisco l'infortunio, il mini infortunio, però con tutti i gol che sto facendo è sempre decisivo. Ancelotti non puoi non mettere il Comendone. Comunque 3-1 per il Real. Partita tranquillissima, eravamo solo 3-0 al correre del Comenda qua. Dopo in Champions si è andato poco però finora, Gaetano. Dai, passamela subito. Bravo. Il Comendone entra, dai che col minutaggio gol stiamo dominando. No. Il portiere recupera. Sigurdsson.
No, così, Modric, vaffanculo te, l'ex squadra anche di Modric, Dembélé, Sigurdsson. Bellissimo, dai, questo può essere gol. E Koeman dalla mente, spettacolare, gioca, segna, segna, gioca, cioè è pazzesco. Questo ha una media realizzativa, un gol ogni 3 secondi scarsi. Un grande Koemendone. Ormai sono diventato un fenomeno. C'è poco da fare, 92 di skills. E il Koemendone sta dominando. Gaetan. Il Tottenham ha preso veramente 4 pere in maniera devastante proprio. Vertonghen per Adeba, il piccolo Adeba. Occhio ad Adeba. Il Koemendone va anche in difesa, ragazzi. Un Koemendone spettacolare. Ecco che dopo fa una cagata di proporzioni storiche che la passa a Rose. Manca solo Jack, facciamo il Titanic, dai. Adeba. Vai Koemendone, vola. Vola Cube. Ok, stavolta non può sbagliare il Koemendone, la ripassa. Ed è ancora un 1-2 beffardo, ma ancora il veneziano, prendila, ti prego. Eccolo qua. Prova un cross il Koemendone, non mi ha fatto niente quei cross, infatti, è chiaro. Prova il tiro al volo, fuori di poco. Casemiro. 88esimo. Ormai abbiamo ipotecato anche il primo posto nel girone. Il Koeman è spettacolare. Vai venezianone. Grande Koemendone. Vai Koemendissimo. Vai Koemendish. Madonna che tiro di merda. Dai che abbiamo vinto lo 4-1. Ma l'ultimo tiro è proprio una prodezza degna di Blissett ex Milan degli anni 80. Veneziano comunque 7, bene. Vediamo se siamo primi sicuri. Penso proprio di sì. Ok, primo posto nel girone. Oh, finora abbiamo vinto tutte le partite tra campionato e Coppa. Ragazzi, siamo contro le spagnole, torniamo titolari, finalmente. Tanto se abbiamo una media veramente di un gol ogni 20 minuti, cazzo. Longo. Semmao. Sanchez. Moreno. Raúl Rodríguez. Sanchez. Alvarez. Per Longo. Dalla subito, bravissimo. Mamma mia come mi trovano però. Spettacolare veneziano. Mamma mia. Oh. Non ho mai giocato così, fioi. Cioè, madonna del signor, che golazzo. Pum, missile terrale attraverso gol. 1-0. Aia, brutto fallo questo. Ai, rosso. Dio Cristo, rosso. Ma perché? Appena rientrato dall'infortunio, ho messo titolare. Guarda che sono un coglione, Dio mio. Ma raga, abbiamo vinto, però vaffanculo. Ma adesso ci spariamo l'ultima partita del video, perché sennò rischiamo di fare cazzate. Purtroppo quando queste giornate qua, tra infortuni e espulsioni, mi sembra il video col Monaco che dopo ho saltato 2 mesi. Porca puttana, speriamo di no stavolta che abbiamo vinto. La classifica, mamma mia, siamo già in fuga mondiale. Cioè, il Barcellona ha recuperato bene, ha fatto un bel campionato, ma noi stiamo dominando troppo. Prevedo un campionato di rotture d'oro ad Hazard quest'anno, grande Hazard al Chelsea. Immaginavo, secondo Verratti e terzo Asamoah, con il Valencia nel turno di squalifica, siamo contro il Siviglia, se vinciamo questa ragazzi siamo praticamente già campioni, saranno parole, siamo in panchina chiaramente, però guardiamocela, visto che è già un big match, siamo a 52 punti di vantaggio sulla seconda, le abbiamo vinte tutte finora, cioè pazzesco. Pazzesco, raga. Oh, vediamo allora. Perrotti. Medel. Moreno. Adesso li perdiamo proprio questa. Sarebbe bello perdere proprio col Siviglia. Attenzione, Perotti, grande Casillas. Benzema.
Karim, Benzema. Benzema, per Osil. Per Medel. Quante volte hanno portato Siviglia, ragazzi? Tra Monaco e Chelsea. Perotti. Negredus, mamma mia. Attenzione, c'è il gol del Real. Scusatemi, sono un attimo... Ho guardato un attimo il telefonino. Porca puttana, Benzema ha segnato. Ma porca miseria. Pazzesco, rivediamolo perché non l'ho visto, non che credo. Vediamo, bella, grande azione del Madrid. Ciao ciao. E siamo in vantaggio, devo mandare un messaggio, cacchius. Eccomi qua di nuovo operativo. Beto. Modric. Vai Lucone per Osil. Osil per Benzema. Ah, mamma mia che gol di Karim. Anche per questo è un gioco tantissimissimo comunque, perché Real Madrid è una squadra di super campioni. Cioè Benzema, Osil così. Al Chelsea fatalità, mancava la punta. Ma Real sono comunque a posto con Higuain e Benzema. Però sta facendo un campionato comunque meraviglioso. Certo che ragazzi, cioè veramente sta liga farà cagare. Ma vado via subito, cioè spero di vincerla e vado via subito. Proprio un campionato orribile, non mi piace proprio. Rakitic per Alberto. Ah, Moreno, Ramos. Oh, Sergio Alberos. Dai, Sergio Alberos. Albiol per Marcellino. Pane, anche un po' vino. Marcellino. Angel Di Maria. Come dicono in Inghilterra, Di Maria. Angel Di Maria. E Benzema per poco si è sfiorato il gol. Betone. Osil. Coche per Perotti. Rakitic, Negredo, Vitolo, mamma mia, liscio di tutti. Cogre, attenzione, Rakitic traversa un po' di culo anche per il Real. Perotti a Coche. Il Siviglia sta tentando in tutti i modi di recuperare, ma è già 2-0. Ormai la Liga è già decisa, il girone d'andata, ragazzi. Sono già più di 11 punti di vantaggio. Benzema, mamma mia, ha rischiato la triplettona benzeniana. Beto. Alonso, Di Maria, Angel Di Maria, l'angelo Di Maria per Marcelo. Medel recupera. Cogre. Vitolo. Real tranquillissimo, rimessa dal fondo per Casillas. 3 tiri a 7, comunque ha fatto più tiri in realtà il Siviglia, però è in vantaggio di 2 gol in Real. Perotti si invola per Marcelo ad Angel Di Maria numeraccio, Di Maria peccato, Corghe, fine del primo tempo, speriamo di entrare subito. Eccolo qua che entra il Comendone, ragazzi. E si parte, il Comendone vuole segnare anche contro il Siviglia, una media realizzativa spaventosa. Ho la miglior media realizzativa come minutaggio di tutta la carriera. E che il Chelsea comunque ha segnato di più, però attenzione subito il Comendone, vediamo se riesce a segnare dopo un secondo di gioco. Poteva passare, si è fatto ingolosire il Comendone. Vai di testa qualcuno, niente da fare. Rimessa dal fondo per il Siviglia. Modric, che cazzo combina Modric non si sa. Medel, Cornier, Vitolo. Buttala via, bravo. Bravo, ancora il Comenda che recupera, ma ragazzi, ma sto Siviglia. Ed è il livello massimo, il Comendone non può sbagliare. Non ci credo. Cosa mi sono mangiato, ragazzi? Cosa mi sono mangiato? Non ci credo. Sempre 2-0, no. Qua il Comendone non è stato freddo, purtroppo. Dai, non posso sbagliarne due, non ne posso sbagliare due. Non ne posso sbagliare due. Fallo. Ho sempre paura degli infortuni, cazzo.
Calcio d'angolo per il Real. Niente da fare, madonna, cosa me socia va, Dio santissimo, benedettux. Beto. Negredo, Negredo. Rakitic. Rakitic. Alberto Moreno. Vai Comendone, bravo. Botia. Coche. Niente da fare, ragazzi, niente da fare. Quel gol mi ha un po' veramente, tra l'espulsione e l'infortunio, sto gol mangiato veramente, anche se comunque stavo facendo una stagione grandiosa, mi girano le balle, non accetto di farsi questi errori, il Comendone non può sbagliare così a porta praticamente vuota, perché, cioè dai, avevo 50 km di campo, potevo fare quello che volevo, scartarlo, pallonetto, no, in bocca gliel'ho tirato. Bravo Comendone, questi sono i recuperi che mi piacciono. Medel. Cornier. Botia. Vai Comendone, vai Comendone. Rakitic. Perotti. Rakitic. Cornier. Ancora Real. Vai, non posso sbagliarne due, dai cazzo Comendone, dai Comendone, dai Comendone, dai Comendone, dai Comendone. Prova il tiro! E non ne può sbagliare due. 3-0 Real Madrid. Sentenza veneziana. Non ne posso sbagliare due, cazzo. Qua ho tirato una mina e vaffanculo. Eccolo qua in tutto il suo splendore il veneziano. Mette dentro un altro gol. Medel. Fazio. Ancora veneziano. Vai Cume. Certo che veramente gol fatti in minuti giocati, una media veramente spaventosa, eh. Fa paura. Cornier. Dai, recuperiamo sta palla, bravo, bravi ragazzi, non perdiamola così. Non voglio prendere neanche un gol al Siviglia. Coche. Rakitic. Rakitic, bel numero di Rakitic. Ancora Rakitic un po' fortunato e c'è un gol del Siviglia incredibile. Rakitic. Ho appena detto non voglio prendere gol, tac gol. Puttana merda. Occhio Fioi, dai che è nostra, dai che è nostra. Ottimo cambio gioco. E ancora il Comendone. La Dausil, ma il Comendone non è molto preciso nei passaggi quest'oggi, eh. Negredus. Hervas. Alberto Moreno. Rakitic. Moreno di te, bravi ragazzi. Rakitic è ancora autore di un bellissimo gol, un po' fortunato anche nei rimpalli, ma comunque un bel gol. Fazio recupera per Moreno. Come in fase difensiva, che cuore, attenzione però. Fallo. Il Siviglia comunque sta tentando di recuperare la partita. Onore al Siviglia, ragazzi.
Rakitic, punizione sulla barriera. Medel. Vai Cherone, buttala su Cherone. Vai Kumendone, bravissimo. Kumendone no, fallo, mano male. Dai, che mi piacerebbe fare una doppietta al Siviglia, distruggerli 4-1. Attenzione, calcio d'Angulus. Vai, vai di testa. Mamma mia, l'aveva presa però, porca puttana. Le prende tutte questo giovanotto. Un minuto ragazzi, ormai la Liga è già nostra, il girone d'andata, non ci voglio credere, ma è così. Sono contentissimo da una parte, ma un po' scazzato dall'altra, perché mi aspettavo un campionato un po' più competitivo, almeno leggermente di più, invece proprio campionato di merda. Ottimo, grande vittoria. E ancora gol del Kumendone, che rientra dopo la squalifica beffarda. Migliore in campo veneziano, grandissimo. Vediamo la classifica. 11 punti di vantaggio sul Barcellona, mamma mia, 17 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, reti fatte 41, reti subite 13. Molto buono raga, siamo in forma, le condizioni sono perfette, le freccette è rossa, dal prossimo video iniziamo il giorno di ritorno, la Liga ormai è quasi vinta e abbiamo la Champions League, sarebbe bello vincere un'altra Champions League. Comunque il prossimo anno sicuramente me ne vado perché non mi sta per niente piacendo sta Liga, un po' monotona, troppo semplice. Buono raga, un saluto del Kumendone veneziano, alla prossima. Buono raga, vediamo le statistiche. Allora, Champions League 2016 ha vinto il Chelsea, l'Arsenal Europa League, la Supercoppa l'ha vinta il Chelsea, Libertadores il Vasco da Gama, la Serie A la Juventus, la Team Cup la Juventus, la Premier il Chelsea che l'abbiamo vinta noi, la FA Cup il Chelsea. Anzi qua mi sono dimenticato, aspetta, o l'ho messo. Champions League, no, ho messo rosso Chelsea, perfetto. Liga 1 PSG, Coupe de France PSG, Liga Barcellona, vedi 3 anni del Barcellona, quindi devo assolutamente vincere col Madrid, da qua tirano le bombe. E Barcellona Coppa del Re, Bundesliga il Borussia Dortmund, la Coppa di Germania lo Stoccarda, campionato portoghese lo Sporting, la Coppa del Portogallo Benfica, Eredivisie PSV, Coppa d'Olanda l'Heracles, UEFA Best Player Hazard, pallone d'oro Hazard. E statistiche con il Chelsea, 30 presenti, 37 gol, 2 in FA Cup, 10 in Champions League, 9 assist, 4 in Champions, 2065 minuti, media voto 7.2, media MVP 10 volte. Quindi una gran stagione ragazzi. Raga, un saluto dal Kumendone veneziano. Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano.